Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Live Splash del vostro Maledetto Veneziano. Come al solito vi presento il libro di Hildegarda, Introduzione alla magia radionica, edito da Home Edizione, costa 13 euro e non può mancare nelle biblioteche dell'esoterista che sta cercando la Keter. Mi raccomando, lo potete comprare su Amazon, Mondadori, Feltrinelli, Giardino dei Libri, Macro Librasse ed è un buon investimento fatto dalla nostra Hildegarda, ho partecipato anch'io con nome di Mouse. Ma oggi vi voglio parlare di un circuito molto importante che mi ha praticamente mandato una mia amicizia, mi ha mandato questo e mi ha chiesto di potenziare per fare in modo che possa avere una sua aria sempre pulita. Guardatelo bene, questo circuito io l'ho preso e l'ho rielaborato per fare in modo che tutti quelli che vogliono avere più funzionalità e il circuito, il quadrante radiostatico rimanga sempre pulito, lo possono fare. È questo qui. Praticamente questo circuito ha dentro il quadrante radiostatico Bovis per la ricerca dei Bovis e ha praticamente il quadrante radiostatico per la ricerca vedete, lo guardiamo assieme, vedete? Ha più funzioni. Ha la funzione per cercare i bovis sia negativi che positivi, che è una funzione molto importante. Io non so chi l'ha fatto questo quadrante radiostesico, ma il vostro marietto ha aggiunto l'OM e ha aggiunto il disimpegnatore così che rimanga sempre pulito. Abbiamo anche la nostra consulenza, il nostro Achille che è sempre qui con noi, che dà sempre una mano. Achille, vuoi salutare i nostri queste persone che ci guardano, no, Achille vuole solamente fare un salutino, scusate, ma c'è l'Achille che vuole stare con noi. Bene, allora, che peculiarità ha questo quadrante radiostesico? La prima cosa è che, vedete, potete usare il sì e il no col pendolino, mettete qui scusate, mettete qui il testimone e col pendolino potete fare sì e no. Poi se volete cercare delle zone spirituali o meno spirituali, vedete, ci sono queste possibilità sempre col pendolino, mettete qui il testimone, oppure se volete avete anche i box negativi e positivi, vedete, soprattutto per zone o palazzi, oppure vie, oppure oggetti che possono avere anche dei box negativi. In più ci sono le percentuali, quindi dove lo si trova? A me lo ha spedito una mia amicizia, io l'ho preso, mi ha chiesto di renderlo sempre pulito con la possibilità di mettere il disimpregnatore e l'on per potenziare, in un certo senso, disimpregnare le energie del testimone. È un circuito che lo potete trovare gratis anche su Pinterest, senza chiaramente le protezioni, oppure nel sito capitano.altervista.org, come mi è stato donato, io lo dono agli altri amici. Lo potete anche trovare in Face, nei nostri gruppi di Lauro Ciofini, di Hildegarda e di Marietto Veneziano, e anche di Paola Cherilli. Il nostro gruppo è Radionica Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, ha 1300 amicizie e vi stiamo aspettando e fatemi un regalo, iscrivetevi. Stasera alle 18:30 avremo le Sibille interattivi. Quindi per chi vuole un circuito, un quadrante radiestesico completo gratuito, andate nel sito del capitano.altervista.org, qui sotto c'è il link e lo potete scaricare gratuitamente. Ringrazio anche l'amicizia che me l'ha spedito e ho potuto rielaborarlo. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, questa sera alle 18:30 nel canale vostro Maledetto Iniziale. E se non vi siete ancora iscritti nel canale di Hildegarda, cercate Hildegarda su tubo e via, iscrivetevi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.